Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6. Nell'ultimo episodio abbiamo finalmente distrutto il blocco navale, attraversato l'isola e siamo arrivati in questo arcipelago che è il quartier generale praticamente di Libertad. Quindi, detto questo, possiamo dividerci, la nostra storia si potrà dividere in 3 settori che possiamo scegliere noi. Possiamo andare dai Maximas Matanzas da Talia e Paolo e affrontare Maria Marchesa, che è la ministra della cultura di Anton Castillo, oppure andare nella famiglia Montero da Philly Barzaga per affrontare José Castillo, che è il nipote ed è anche la zona che ci ha consigliato Clara, oppure andare a est da questi qui, Sin Mickey, capitalista di merda, e Ammiraglia Benitez, comandante navale dell'FND, e reclutare El Tigre. Io direi che andremo da Philly Barzaga perché almeno, non lo so, è anche la cosa più consigliata, quindi io andrei a incontrare lui eventualmente. Per andare da lui dobbiamo andare qui. Ok, si parte. Direi che conviene la barca, dato che siamo in un arcipelago, quindi in qualsiasi lato andiamo dobbiamo comunque attraversare. Guarda che bello. Fuck Castillo, guarda che bello. Vai, si parte. Wow, comunque che posti incredibili che ci sono. Io completamente, raga, mi ero dimenticato di quanto questo gioco fosse veramente bello. Listen to Juan. You kill soldiers, Castillo's going to send his special forces after you. Know what makes them so special? They're specially trained and heavily armed. Fuck you, smartass. But yes, you've been warned. Ok, quindi sappiamo che se uccidiamo dei nemici, Castillo manderà dei rinforzi. È un po' come fare le 5 stelle su GTA 5. Ok, madrugada, eccoci qua, siamo entrati. Who am I looking for in Madrugada again? You want Carlos Montero, the leader of a group of farmers trying to take back their land from the army. But he'll never meet with you. Why not? He's what you would call old school. Doesn't like outsiders and doesn't trust anyone except family. Great. Don't worry, Philly can help you. He's your in. He's at his shop near the Martinez airstrip. Nothing comes easy. Nothing worth fighting for. Suerte, Danny. Bene. Ok, ci siamo ragazzi, siamo arrivati. Tra l'altro abbiamo attraccato qua in questo molo incredibile. La musica di gioco bella veramente. E qua che cosa abbiamo? Ottieni, zona di pesca. Ah, abbiamo scoperto una zona di pesca. Ce l'ha segnata sicuramente nella mappa. Ah, ci sono 2 coccodrilli. Raga, io li andrei a fare però con un'arma normale, perché se no... guardate qui che abbiamo messo adesso il mirino. Ok, coccodrillo iarano. Guapo, c'è tuo cugino, attacca. Ma io non mi sto ricordando come cazzo si usano. Ah, così. Minchia, l'ho preso. Perché non serve a un cazzo, guapo? L'ha fatto? Cioè, guapo è veramente inutile. Comunque, ne approfitto già che siamo qua. Devo trovare il modo di arrivare lì su quella cosa assolutamente. Da lì sembra si possa salire, però non penso allo stesso tempo. O forse sì, però secondo me... Mamma mia, ma che posto... Che posto è? Perdonami. Oh, ma qua che cazzo sta succedendo? Sì, ma c'è uno qua. L'ho freddato, signori, l'ho freddato io. Guarda qua che posti, raga. E qua stiamo bruciando tutto. E per arrivare lì non ho idea come io possa andarci. Bulloni riciclati. Provo a buttarmi e aprire il paracadute. Beh, direi che ci siamo riusciti. Perfetto, dimmi che c'è qualcosa di utile perché ha 2 ore che giro. Ma vai a cagare. Vabbè, sai che comunque è utile però. Allora, possiamo spostarci. Noi dobbiamo andare sempre lì. Beh, dobbiamo andare verso la missione. Non abbiamo altra scelta. Andiamo. Oddio, scusami, c'è il fuoco. Ma porca madonna, ma perché devi rompere il cazzo? Buon uomo. Può dirmi... Ah, buona donna. Hai qualcosa per me? Dani, abbiamo trovato il cannone di una contraerea. Capisco, va bene. Questo me lo pinga nella mappa adesso. Sì, però cavallo, io ho capito le tue paure, ma devi passare... Che cazzo è? Abbiamo trovato l'avamposto della vita qui.
Intanto c'è una scorta FND e un avamposto. Raga, me lo vado a fare. Vediamo che tipo di avamposto è. Know of any reason the military would take over a weather station? You're in the west, right? I've been wondering about that place myself. È un enigma anche per me. They must be logging whatever they're up to. Sure. I'll take a look around. Bene. Allora, prendersi quell'altezza lì sarebbe secondo me la migliore cosa che possiamo fare. E quindi proverò a prendermela. Ma qua c'è una scorta, mi dice. Ma c'è un bunker. Voilà. Ma che cosa abbiamo qui? Quanto cazzo siamo... Ah. Minchia, raga, ma qua è tutto... Hanno un bunker che va sottoterra. Madò, mi sono cagato, era la mia torcia. Merda, non abbiamo la chiave, porca puttana. E queste sembrano tutte chiuse. Speriamo che da qui c'è un'altra scala, sì. Ma qua... Sì, chiave del bunker. Guarda lì, mamma mia. Di risorse. Apri tutto. Bella, SMG, una mitraglietta abbiamo trovato. Questa poi se la silenziamo. Pure dei pesos yarani, bello. Allora il problema è che se saliamo da qui, io spero di non trovarmi nemici proprio in bocca. Guarda, Guapo lo vedono sicuro. Madonna, c'è il cane in gabbia. Guapo, Guapo, tu devi andare lì e non ti devi muovere, che tu furtività non ne mangi. Ok. Facciamo fuori pure questo. Che cos'è? Ah, i dati del... Come on. Vai, veloce. Ma qua è pieno di malati. Ah, ma sono loro stessi ammalati. Cagare. Ah, non muoiono. There. Questo era un comandante comunque. Qua quanto cazzo ci sta a fare sta roba. Con calma. Sto cane di merda. Mi sgamma, mi sgamma, mi sgamma. Finally. Ok. Calma, calma. Il bordello. Guardalo lì, dentro la rete l'ho fatto entrare. Però furtivamente ce la siamo fatta questa qui, eh? Bello, bello. Oh, conquistato. E questo è sempre un passo avanti e un calcio nei coglioni a Castillo. Nessune allarme suonate, nessun rilevamento e dati scaricati. Tutte risorse bonus che abbiamo ottenuto facendo questa roba. Buono, buono. Oh, abbiamo la piattaforma. Ah no, questi sono obiettivi militari. Che abbiamo un elicottero comunque. Ci ha sbloccato molte robe. Qua c'è ancora qualcosa tipo una cassa ancora da poter prendere. Mamma mia quante risorse che ci ha dato. Però io direi che di risorse ne abbiamo parecchie, Cioè nel senso possiamo, volendo, provare quella mitraglietta, magari anche a modificarla. Tu cosa mi dici? Ah ok, c'è un'intercettazione di un approvvigionamento. Bene, allora, come siamo messi quindi? Qui abbiamo liberato un avamposto, ma noi dobbiamo ancora arrivare qua da il Montero. Quindi direi di andarci non con l'elicottero, perché sennò non ci esploriamo bene la mappa. E secondo me è buono che la esploriamo. Chiamiamo la nostra auto. Time wheels. Freddiamo l'autista. Dove cazzo è l'auto? Dove sta venendo? Da qui. Ma guarda te che fa tutto il giro. Qua minchia quanto mi stai sul cazzo però. Ah, gli ho pure cambiato il paraurti. Qua c'è messo che sta roba qui dovrebbe ribaltare le auto. Allora, mi stanno attaccando i guerriglieri, tra l'altro, perché gli ho freddato il cugino davanti e hanno ragione. Dovrei ribaltare le auto con questa roba. Vediamo. Ho messo pure il gallo come qua decorazione, che mi aveva sbloccato ste robe. Guarda lì, colpo di freno a mano incredibile. Vediamo chi è questo Philly. No, ho sbagliato strada. Madonna. Devo prendere da qui. Perdonami. Poi le rimontiamo. Rimonteremo anche quello. Ok, sembra una pista d'atterraggio qua. È qui che devo andare? This place is colorful. Ok. You Philly? I'm Danny. No.
No Philly here. Whoa, what's in your bag? Know where I can find him? Cerveza. So who's in charge? Everything got another purpose. And you come here for a second. You just come here. And you hold that down for me. That's a dead man switch. One move. So, why are you here? I'm with Clara from Libertad. Didn't she say I was coming? Those are big names to throw around. Oddio, chorizo. But I don't see Clara. I only see you. So why are you here? Got family to save? Got kids? No. So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's going to help me take down Castillo. Okay. You're safe now. So you're Clara's hero, huh? I'm no hero. So this worked! It worked! Philip Magic, baby. Want us to help Libertad? You need Carlos Montero, our backbone. His family is gonna save our land. Great. Take me to him. No. Step one, Philly needs to love you. Step two, baby Montero needs to love you. Baby Montero. See that? Chorizo, come on, let's go back. La Espada, his daughter. You know, last time I heard, she went to hit that outcast plantation east of here. She likes you, you're in. A good luck finding her. La Espada, man, she's a fiera. Oh. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack, deal? No. But then don't let the poison get you down. Fuck. Mamma mia. Che personaggi però, raga. Porca puttana. Bene, trova e spada. Philly dice che è stata vista alla piantagione del tabacco. Dovremmo andare lì. Oh, abbiamo il quad qui. 2 quad, guarda che bello. Ma qua abbiamo una stazione tipo... abbiamo un aereo pure. Ma veramente? Allora, partiamo dal fatto che io non so pilotarlo. Sicuramente. Poi da MK. Nel caso siamo nella merda, ci lanciamo e apriamo il paracadute. Anche perché la posizione è abbastanza lontana. Dovremmo andare qui a incontrare i Montero. Mamma, qua c'è uno spazio aereo che non ci prende. Ok, per culo. Però se ne incontriamo uno davanti è un casino. Ok, come si vola? Ok. Oddio, ci siamo. Ci siamo. Che è tutto invertito. Philly? Who's this? Danny. You know, the guerrilla you tried to blow up? Ok. Hero, que hola. What's this plantation look like? You know, cigars, white suits, dinner parties. Except with guns. Come on, big city hero. We're in the west now. It's a plantation. It's an old building with tobacco all around. Espada got her size on a lieutenant, so she's probably inside. Who is she after? I don't know. The Monteros play it quiet here. And you might actually want to try to... Oh cazzo. Merda. Ragazzi, da qui in poi succede veramente il panico. Di tutto. Ecco perché non conviene andare in aereo. C'è una contraerea qui, che me la vado a fare, guarda. C'era una cassa, sono sceso qui. Io me la andrei a fare questa contraerea, raga, perché almeno possiamo spostarci liberamente in elicotteri, in aerei. Comunque un grosso vantaggio per muoversi velocemente. Allora, il problema è la contraerea lì e siamo a piedi. Ma no, perché voi mi darete il veicolo. Lo siento, I gotta take this. I've heard of you. Grazie. Ma hanno la K qua, ma che cazzo è? Ah no, è da qui che devo andare, perdonami, sbagliato strada. No, ma che bello questo motorino così. Certo, sono tutti abbastanza lenti i veicoli, però è sicuramente figo. Dai, prima o poi arriveremo. Per adesso partiamo dalla contraerea, ci fermiamo qui. Danny, the military keeps some of that depleted uranium by those anti-aircraft sites. Sì, lo sappiamo questo. Ma c'è un solo nemico qua a difendere. Oddio, un paio di cazzi. Free as a bird in Yara skies. Ma cosa mi ha visto?
Ma mi hanno visto gli aeroplani, raga, non ci credo. Dai. Valutazione posto di blocco. Ok, me ne ha pingato uno. Va qua, zone della mappa. Porca puttana. No, vabbè. Mi bombardano con gli no. Prendiamo l'uranio qua. Ecco. Aia. No, direi che non funziona. What the hell are you talking? Come cazzo faccio a fare? Devo... Vediamo se riesco così. Come cazzo lo distruggo sta roba? Si fa un cazzo. Oddio, ma qua c'è gente che mi sta pushando. Oddio, 2 in un colpo. Il problema è farsi quegli aerei adesso. Mamma mia, mi sono messo nella merda. Ci sarà un modo per farlo detonare sta roba. Non sembra si possa distruggere facilmente. Ci vorrebbe un esplosivo, una granata. Fatemi vedere una cosa. Vediamo se posso cambiare i gadget del Supremo da qui. Oh, intanto posso cambiare la skin. Ah, vedi, uso le bombolette spray per fare sta roba. E noi abbiamo spazio per un quarto gadget, però che non possiamo usare. Ecco, magari al posto delle molotov. Ma non possiamo fare un cazzo. Ah, devo farlo nei banchi da lavoro. Ah, merda. Dovremmo prendere da questo avamposto, se riusciamo, qualcosa di pesante. E poi l'andiamo... Oh, cazzo. Dai, attaccalo, guapo, falla qualcosa. Merda. Oh cazzo, raga. Madonna mia. Ma come cazzo faccio a farmi un elicottero d'assalto? Aiuto. 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 Piano, siamo nella merda. Mamma mia. Stiamo freddando male. E manco posso prendere io un elicottero perché se prendo io l'elicottero la contraerea mi attacca. Ho un'idea. Ho un'idea. Devo chiamare il mio veicolo. Ma porca puttana, quell'elicottero lì cade manco per il cazzo. Mi metto alla torretta della macchina. Ah, qua c'è un'altra torretta. Vai, 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 vai. Come cazzo è? Dai, è troppo caldo. Dove cazzo è sta elicottero? Mamma mia, se no... Dai, non spara più. Non spara più. No. Madonna. Z, Z, Z. Porca puttana. Siamo morti. Siamo morti, è finita. Dai, 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 riparo. 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 Dai, cazzo. Oddio. Oddio. Che situazione del cazzo. Mamma mia. Ah, questo non si fa un cazzo, raga. No, il Supremo non si ricarica mai. Ma che cagata però, sì. Io vorrei capire come. Vorrei solo capire come. Come è possibile. Guapo, attacca. Fai un cazzo. No, guapo. Madonna, il panico è successo. Dovevamo fare una missione, è andato tutto a puttane. No, la granata. Madonna. Fumati la merda qui. Vai via. Dobbiamo andarcene, raga. Ho il Supremo, ma sta roba non attacca l'elicottero. Devo distruggere sta contraerea del cazzo. Ci vado con la macchina. Passo alla torretta. Madonna. Eventualmente come cazzo si passa alla torretta velocemente? Non so il tasto. Dov'è sta contraerea del cazzo qui? Ok. C3L, dove cazzo è? Vai. Esploderà, no? Direi di no. Fuori dai coglioni, signori. Fuori dai coglioni. Dai, non ti incastrare, ti prego. Vai, 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 vai in retro. Madonna. Cassi coglioni. Non si fa un cazzo. Vai via. Vai via, vai via, 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 via. Madonna, raga, che situazione del cazzo. No, non vedo un cazzo, ti prego.
Non ti fermare. Non è possibile. Non è possibile. Z. Il panico. Sono morto. Dai, cazzo. Guarda dove. Porca puttana, dove mi sto riparando. Ok, colpi perforanti e non ti vanno a perforare il vetro dell'elicottero. Oh, porca puttana. Che cazzo. Sì. Dai, io mi levo dal cazzo. Andiamo. Signori, il panico. Che scena. Ho sbloccato roba. Mamma mia, qua si vede quanto è dura se non hai il giusto equipaggiamento. Oh, la Scorpion è normale, quindi che possiamo modificarci noi. Ma ho visto che comunque è un'arma che non è che mi piaccia tantissimo a me, però. Questo è l'avamposto che dobbiamo fare. Abbiamo soltanto 11 colpi. Io mi equipaggerei i coltelli da lancio. 11 cazzo di colpi. C'è solo una telecamera. Dovremmo riuscire a entrare. E qua mi dice che dovrebbe esserci tipo qualcuno, ma io non lo vedo. Forse sopra. Mamma mia, dei colpi, una santa cosa. Ma qua sono tutti morti, raga. Oh, l'M9, pistola. E questa sarà forse più forte. Poi andiamo a controllare. Pinga che c'è gente qui da qualche parte. Questo qui era ferito, raga. Ferito da chi? C'è qualcuno che uccide i soldati. No, hanno chiamato la... Dai, che cazzo c'è qua dentro? Stop! Please! Oddio! Vabbè. Who the fuck are you? Danny, from Libertad. You baby Montero? Baby Montero. Fucking Philly. I need to talk with your father. Clara wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. Tell me where your lieutenant went. Promise you won't kill me first. Ah, Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! It's Jose's private island. Got what you need? No, but it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, that I'm gonna kill all of his lieutenants one by one. That's for fun. Then I'm gonna free all of the outcasts making that bullshit tobacco. That's for my people. And finally, he's gonna tell Jose that I'm gonna slit his throat right aquí. And that's for me. I feel like I should write this down. Just tell that short little pig fuck this sword was here. And tell your friends they're on the wrong team. Let's go see Papa. Porca puttana, che personaggio, raga. Che personaggio. Ok, adesso il problema è che sicuramente saranno stati allertate tutte le truppe di Castillo. Guapo, mi raccomando, occhi aperti. Ah, levati dai coglioni, che urla. Oddio. Vabbè, ma sta K è illegale, raga. Se non muoiono con i proiettili, muoiono... Ma scusami, perdonami. Qua c'è un risparmio. Vai. No, non mi avvelenare il coccodrillo, coglione. Ok, abbiamo fatto una bella strage qua. Da quanto sono efficaci i colpi incendiari contro il Viviro, che è strainfiammabile. Ok, facciamoli fuori così. Ancora abbiamo questa pistola che abbiamo trovato all'inizio, che comunque sa il fatto suo, Vai al cazzo, è sordo totale. Oh cazzo. Torretta. Dai. Ah, là lì. Guapo, riprenditi. Dai, coraggio figliolo, coraggio. Ok, abbiamo ucciso tutti. Strozzi. Quindi qua abbiamo fatto. Fammi un attimo recuperare munizioni se posso. Prendi tutto. Gadget. Recuperiamo tutto. Ok, quindi dovremmo parlare di nuovo con Spada. Dove cazzo è Spada? Ah, è andata lì. Ah, minchia, non mi aspetta di niente. Spada! Qua sono. Ah, devo proprio... Ok, andiamo. Vai, ti follow. Guarda che c'è gente davanti,
Ah, facco, dovevo ormai farlo. Ce ne sono altri? Oh, porca puttana. Lo tiro sotto col cavallo. Arrivo. Aspetta, sto facendo delle robe, arrivo. Cazzo di strada hai preso? Oddio, sei carro armato. No, lo so che hai paura dell'altezza, ma dovresti avere più paura di un carro armato. Eccomi. È caduta dal cavallo. Che personaggio, guarda. Mi scappa pure il cavallo. Come cazzo ti segue a piedi? A piedi. Non era così sta missione, raga. Io quando l'ho fatta la prima volta vi posso assicurare che andavamo a cavallo. Vabbè, dai, guarda, ti faccio compagnia pure io. Basta, figlia di puttana! Dai! Bad yourself. Where did you learn to shoot like that? Military academy. Non ha senso. Guarda, vabbè, ma sei proprio l'infame. Also make a mean mojito. Believe that when I taste it. Haven't had anything but Philly septic tank shit. Bastarda. I'm going to Ah, meno male che ci sono altri cavalli qua, guarda. Andiamo, va. Non ti insulto. Per rispetto, guarda. Che so che vieni da una famiglia che potrebbe rompermi il culo. His nephew Jose is the real problem for us. We call that tiny bastard Napoleon el Pequeño. Little Napoleon? Cute. The name is cuter than the man. The Monteros have been on this land for 200 years, and now he's turned it all into slave camps for that Vito bullshit. Jose works our people non-stop with a gun to the head. Mamirda even took my papa. He was in those fields too long. Poison made him sick. Not that he'd ever admit it. Now papa leads a little revolution on his own. You're going to need libertad if you want to stop Castillo. You're not the first one to tell me that. But papa's got a bit of pride in him. Only trusts his own blood. You're a Montero or you're a nobody. So what you're saying is, I'm fucked. I don't know. There's something different about you. You're not like the others class. Maybe he'll like you. Maybe. How far Forse. away is this camp of yours? Not far. You in a rush? No, it's okay. Getting some good cardio in. Ok, dai, stiamo andando quindi dalla sua famiglia. Fattoria Montero. What's going on? You're in the west now, guerrillera. The sword and the hero. Nice to see you two alive. Not all find it, huh? It was all trouble, but lucky for you, this one's good. Well, you're just in time. El Jefe's making dinner. Attenzione. Okay. What were you? Scouting. Bullshit. Who's that? My name is... I'm not asking you. Easy, Papa. This is Danny from Libertad. Libertad don't mean shit to me. And where's our blindfold? Papa, look around. These are farmers, no fighters. You want Chorizo to go out and blow up Napoleon el Pequeño? Hey, leave Chorizo out of this. Our people need to learn to be a guerrilla, Camila. From us. That's why I'm here. Don't look like no guerrilla to me. All I see is a tourist. Turista ciugiattasoro. Tourist fucks us. It's on you, Camila. He likes you. Welcome to Finca Montero, hero. Come on, Chorizo. Save it for dessert, buddy. Come on. E niente. Ma siamo in terza persona. Ah, sì, guardali con quanto stile però, a terza persona. Ok, strutture da campo della guerriglia. Parla con il caposquadra da tavolo da costruzione per costruire le strutture da campo. Costruisce e potenzia per ottenere vantaggi. Ah, guarda qui, possiamo potenziare addirittura i campi. Abbiamo preso un altro ciondolo. Allora,
Signori, io per questo lungo episodio vi saluto qui, è successo di tutto, mamma mia, il panico, però mi sono anche divertito. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6 e qua abbiamo, questa è una secondaria, presumo, queste sono 2 operazioni principali. Torretta anti-uomo, veleno, cioè la torretta con i colpi veleno, una torretta che ti permette di sparare proiettili velenosi. E tutto questo tra l'altro può essere potenziato nel... Bene. Signori, io per questo episodio vi saluto, ci vediamo alla prossima, mi raccomando supportate, ciao belle mie.